Buonasera! Buonasera, Sì? buonasera. Allora, abbiamo qui con noi, posso dire il suo nome e cognome? Sì, Beh, è il assolutamente mio la dovere. felicità è la prima cosa. Ecco. Per un comico eccezionale come me. Ebbene sì, signori, finalmente a Chiastro Style Show anche un comico. Il suo nome è Fabrizio Fellone. Fellone, Fabrizio Fellone. natio di... Natio di? No, è Di troppo schio, difficile. natio di schio. Solo perché... È una battuta, È in una realtà sono battuta. di muscoli di Palmanova. Che battuta era? Era una rima più che una battuta. Ah, schio, vabbè. Allora, signor Fabrizio Fellone, come Sì. per chi ci ha già ascoltati la scorsa puntata, è una persona che è un comico, ma lui fa cover Sì? dei grandi comici italiani. Certo. Quindi un po' come i musicisti che fanno le cover di Vasco Rossi, Oh, di sì, Ligabue, sì. AC/DC. I migliori musicisti al mondo, secondo me, sono quelli che fanno le cover. Questo perché? Perché anche i migliori comici del mondo Fanno meglio dei comici veri non esiste. Però insomma si tende sempre un po' a loro. sempre un po' a loro. E allora il nostro Fabrizio Fellone, che la scorsa puntata ci ha portato le migliori battute di Enrico Brignano, Un campione. sì, oggi ci ha voluto portare che cosa? Delle battute incredibili dell'ultimo film di Checco Zalone. Come facciamo i miliardi oggi allora? Allora, lei... Allora, però per queste Sì, piccole ci gag istruisca. scenette ho bisogno di una spalla destra. Sì? E chiederei se l'assessore Abele Pelvio con la sua voce non serve che lei modifichi, perché sì, insomma va bene. va bene così tutto naturale. Sì, poi nella radio la gente immagina. L'unico che può modificare la voce sono io. Infatti questa ovviamente, come ho già detto l'altra volta, non è la mia voce. Ah no, la sua voce qual è? No, non posso dirla adesso perché Ah, ok. sono già nel personaggio. Allora, ho la prima gag. Sì, cosa deve fare Abele? La Bele deve fare la guida africana. Va bene. Va bene, basta così con la sua voce, non c'è niente da fare. andiamo, Tanto andiamo. la Qua c'ho il battuta copione. finale la fa Checco, Leggo quindi il la faccio. copione, Sì, vado. vada pure Sì. col copione. Allora, via. Via. Inizia Abele? Inizia Abele. 3, 2, Io sono 1. guida africana. 3, Sì. 2, 1, via. Prima volta in Africa, signore? Sì, prima volta. Vi piace l'Africa? Bella. E il paesaggio? Bello pure quello. È la macchina che è brutta. Ah, signore, io immagino già le risate da casa. Sì. Anche se qui non abbiamo riso adesso perché... Sì, no, ma No, perché. non faceva- No, ma deve aver sbagliato un po' l'intonazione il signor Abele Pelvio. Colpa mia. Sì, colpa no, di perché Abele. è facilissima da capire questa. Beh, qui al Vabbè. cinema tutti ridevano. Al cinema io l'ho presa proprio da lì. Ah, ecco. Io al cinema ci vado solo per prendere le battute migliori. Infatti. Non le registro, le scrivo. Le scrive lei. Sì. Facciamone un'altra, che magari così... Sì, allora, questa è per scaldarci. Questa Andiamo. volta sempre con il signor Abele. Sì. E deve impersonare una donna, zia Ritella. 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 Sempre con la mia voce? Sì, prego. Inizia bene. 3, 2, 1, via. Via. Va corrente la macchina? Stacca la spina? No, zia, non posso staccare la spina nella macchina, altrimenti copierei un'eutanazia. Un'eutana? È un'eutanazia. Ah, perché qua... spieghiamola magari... Hai capita? Beh, è un gioco di parole. Strano che non rida, so che avete anche l'ospite dell'audio qua, però non ride. No, ma non ride perché... Non importa, ma perché non l'ha capita sicuramente? Ah, Devo spiegare. Perché fa ridere? Ma perché? Perché la zia, se gli stacchi Perché tu stai parlando con la zia. Io che è parlo con la Abele. zia. Se gli stacco la spina, Sì. come si fa con l'eutanasia? Devo spiegare tutto, Mi È un fate po'- spiegare è un po' pesante, tutto. è un po' pesantina, ma infatti, ma perché? Che Cozzalone è il miglior satiro d'Italia. Nella satira si usano argomenti pesanti Pesanti, ed è stato l'unico in Italia a mettere la satira nei film. Capisci sì. il genio Beh, di dopo che averla Cozzalone? spiegata, in effetti fa molto più ridere. E quindi mette eutanasia, trasforma in eutana. Eutanazia, geniale. E quindi fa Geniale. ridere, perché si può ridere dell'eutanasia anche in maniera leggera. È genio. questo che io vi porto. Facciamo così, visto che è proprio di satira, di argomenti forti. Sì. Ridiamo un po' anche sulla religione. Sì, ne abbiamo uno, sempre col Abele che mi interpreta il tecnico del fisco. Prego. Bello. Allora. Salve, siamo di Equitalia. No, grazie, noi siamo cattolici. E qui risate di grilli addirittura. Sì, Ha sentito? sì, incredibile questa battuta qua, anche questa è sempre molta di satira. Perché qui prende in giro Equitalia. Equitalia, i cattolici, tutto, tutto, la però religione. molto leggero. Sempre in modo leggero. È sempre nei film, ragazzi. Sì.
Allora Cospetto. facciamo così. Beh, anche se qui non abbiamo riso perché... Beh, ha sbagliato sicuramente il nostro assessore Abele Pelvio. Perché Ha sbagliato lui io perché. non so Cioè, io sono perfetto perché io ho chiesto la firma e la foto di Brignano e di Checco Zalone come quella che ti manda il Papa a casa quando ti sposi. Io l'ho fatta con loro. con la il firma quadro. aggiunta a computer. Facciamo l'ultima. Ultimo. Posso Cosa? evitare di prestarmi a questa cosa? No, ultimo la proviamo, devi fare Souffien. Anche qua argomento religioso molto Sì. molto puntiglioso. Allora, Vabbè. inizio io. Aspetta, avvisiamo gli ascoltatori. Attenzione, radioascoltatori, che qui si ride. Anzi, parcheggiate la macchina. Chi Perché guida? rischiano di fare incidenti. Sì, incidente. sì, è già successo. Ma chi? Vada. Allora, 3, 2, 1, via. Da solo. Ma abitate in Islam? L'Islam non è un paese, è una fede. Non ti arrabbiare però. Tu di dove sei? Di cattolica. Ah, e qui... L'hai capita? E qui fa ridere tantissimo È perché... incredibile. Perché l'Islam... Allora, E la religione cattolica sono due completamente opposte. Lui riesce a mettere insieme due cose opposte. Infatti, poi geniale. cattolica, la religione è anche il nome della città. Della cittadina. È per sì. quello che fa ridere, perché è un gioco di parole... Ah, certo. È proprio... come possiamo dire? È una È cosa... geniale. È geniale. Non serve dire nient'altro. Checco Zalone è geniale. Signore e signori, spero che che il nostro Fellone vi Sì, abbia divertiti sì. almeno quanto... Che cos'è però gratis? L'abbiamo fatto gratis su Radio Under Sì, Furlane. sì. Però siccome gratis non gratis si fa sempre niente, non si fa. almeno la pubblicità. Almeno la pubblicità. Infatti adesso se voi volete partecipare ai miei prossimi show che faccio in giro per tutti i teatri di sì, Udine, Io so- sicuramente. no? Qua lei ha anche una locandina portata. ho una locandina. Se Ah, vuoi puoi facciamola descriverla vedere. perché ne sono molto orgoglioso. Allora, lei ha qua, descriviamo la locandina, questa la trovate Sì. per strada, sapete a chi è riferita. C'è una bellissima locandina colorata, scritta con scritte, tra l'altro in Comic Sans. Comic Sans, perché ovvio, comic da comico, Comic Sans, hai capita? Geniale! Perché fa ridere, comic, uno già la vede la scritta e ride. Eh sì, Allora, Comic Sans, c'è una grandissima stella gialla. Sì. Gialla, proprio lucente. come a Hollywood. Bravo, con una vela stella, con la faccia enorme di Checco Checco Zalone. Zalone. Proprio la foto Sì. sua. E sotto in piccolo una piccolissima scritta in Arial Black Sì. e Fabrizio Fellone. Il suo nome ha messo. Certo, sono io che interpreto Checco Zalone, Fabrizio Fellone. L'hai capita? Ma lei ha messo la foto di Io non ho messo la Zalone? faccia, ci ho messo solo la firma. Ok, allora signori, partecipate, andate come pubblico agli spettacoli del nostro Fabrizio. Fellone, grazie a tutti. A tra poco con il... Con il... Dica lei. Ecco il Chastrons Live 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 Show. L'hai non capita? suicidatevi.